Giorgio Tronca di Prima il Veneto. Grazie dell'invito, ciao a tutti. Allora, Giorgio Tronca, di tutto questo bailam Prima il Veneto, cosa dici? Allora, di tutto sto bailame, direttore, stiamo assistendo al classico teatrino, il solito teatrino che viene fuori sempre quando bisogna pensare ai posti da occupare per riuscire ancora a vivere de politica. Purtroppo si vive de politica, no? E invece la politica bisogna farla non come entrata principale, bisogna farla come qualcosa in più per aiutare la società, la comunità a vivere meglio. Mi rivolgo ai sardi, mi rivolgo agli europei, mi rivolgo ai veneti, cerchiamo di cominciare a mettere tutte le idee insieme, perché qua parliamo di Zaia che ha fatto i miracoli, con i 3, 4, 5 mandati, che lei farà tutto, farà sempre l'uno. Va bene, con la mia età, vivo in Veneto, vi dico la verità, una roba, sanità, istruzione, mi vedo, ma una roba più semplice, le strade, ma davvero le strade, come si occupa nei vostri paesi con le strade? Perché è tutto un buso, è un pericolo per le macchine, è un pericolo per i bici, è un pericolo per tutti. Una strada, no? Un acquedotto, una strada. Piove, fa 2 giorni, 4 giorni, eventi climatici catastrofici, piove in 6-7 ore, si allaga, cioè c'è qualcosa che non va, tu c'è veramente qualcosa che non va, e mi rivolgo ai veneti, non mi interessa l'europeo, mi interessa è il Veneto, nati di prima il Veneto, che come sempre porta avanti l'idea dell'indipendenza del Veneto, nati come sempre per avanti questa idea qua. Invece qualche altro partito, tra i quali la Lega, una volta che aveva nel suo statuto come articolo fondamentale, come diciamo statuto, no, lo statuto è dove si raccoglie, l'ho detto altre volte, tutte le regole principali di un movimento. E la finalità del movimento è cosa è che ti vorresti ottenere come risultato finale. Non si definisce il tempo, non si è detto tra 2 anni, tra 6 mesi, tra 10 anni, ma dove è voluto arrivare? La finalità era indipendenza della Padania. Adesso si parla del ponte sullo stretto, cioè per carità, mica voglio bene a tutti, direttore, mica voglio bene a tutti, ma prima di tutto bisogna che pensiamo ai veneti. Da Veneto mi penso ai veneti, ai problemi che ai veneti, ai problemi non tanto, e ripeto anche questa, non tanto i problemi attuali, ma i problemi che avrà mio figlio domani. Cioè mi devo guardare avanti, direttore, cercare di vedere un futuro più roseo, un futuro più decente, perché attualmente ti senti tutti che parli come se con questo teatrino, ora tutte queste marionette, no? E ora viene fuori questo, che Zaia di qua, Salvini di là, dopo sto qua, per carità anche la democrazia, con tutto il rispetto, ho rispetto per la democrazia cristiana, perché l'ha fatto la sua storia, e con l'ha fatto la sua storia, dico, vorrei dire, va bene, l'ha fatto la sua storia, basta, cioè facciamo qualcosa di diverso, qualcosa che vada avanti, ripeto. Non l'ha provato il diverso? Qualcosa lo sto provando il diverso, certo. Lo sto costruendo insieme alla gente unita di Prima il Veneto, punto, dove mi sono riconosciuto e dove mi riconosco ancora al 100%. Sono stato 20 anni in Lega, ho lavorato come non so. Dopodiché abbiamo formato Prima il Veneto e sono orgoglioso di essere passato a Prima il Veneto. Sempre avanti per il bene del Veneto. Forza Veneti e Forza Veneto. Allora, grazie a Giorgio Tronca. Giorgio Tronca, allora, invece Prima il Veneto su questo. Allora, per quanto riguarda la guerra, innanzitutto, mi permetterò di dare un giudizio
che rispecchia il mio parere personale. Cioè, mia mamma deceduta pochi anni fa e l'ha avuto l'esperienza di vivere la seconda guerra e mi ha raccontato cose che succedeva. Ora mi penso, no, se passano 80 anni, forse la gente non si rende mica conto di cosa che vuol dire andare in guerra, come che non mi rendo conto neanche a me. Cioè, Però la vedrei bene su una galea veneziana, lei. sì, grazie. Sì. A lei Pantone. Se non riesce a capire qualche mia espressione, ripeto, parlando una lingua straniera che mi hanno insegnato fin da bambino, se vuole io posso anche... No, capisco quasi tutto, fa piacere che tutto. capisca. E ora, tornando al discorso della guerra, c'è troppa la gente che è troppo sicura, la crede negli ideali imposti da qualcuno che non si sa chi, come in tutte le guerre, direttore, perché in tutte le guerre che c'è stato qualcuno che ti diceva chi era il buono e chi era il cattivo, cioè con chi che te dovevi combattere, la gente veniva mandata a combattere, gente che non sapeva neanche il motivo per cui si sparava e si combatteva. Ma purtroppo sotto si nasconde sempre motivi economici, motivi di schei. E ora questa roba qua vorrei mettere in guardia tutte quante in guardia tutte quelle persone che con leggerezza così le è favorevoli a mandare armi all'Ucraina, le è favorevoli cioè riflette un attimo lì, non si sa bene quanta gente che sta in questo momento qua morendo in Ucraina, perché a sentire quello che dice, gli parla un morto, due morti, bombe che arriva e non si capisce proprio bene effettivamente cosa che sta succedendo, che abbiamo delle informazioni controllate purtroppo che mi fa credere quello che vogliamo. Per quanto riguarda il green è una cosa alla quale sono favorevole, cioè mi credo nel rispettare l'ambiente in cui vivo, come ha sempre fatto anche i nostri avi, credo nel rispetto dell'ambiente, dei boschi, dei torrenti, dove l'acqua corre, direttore, no che resta sporchi e l'acqua dopo la va fuori. Credo un po' meno a queste cose qua, questi volumi economici enormi, e non riesco a definire tipo investimento sull'auto elettrica, cioè le robe talmente grandi, direttore, che le mi fa un po' paura, cioè abbiamo sufficienti informazioni da poter dire che facendo sta roba qua andremo verso qualcosa di meglio, oppure se è un discorso fatto semplicemente per avere qualcosa da dividersi. E questo qual è il discorso? Mica avrei tante altre robe da dire in merito, perché lei è un argomento molto sensibile questo. Tutti gli argomenti che viene trattati qua, direttore, sono molto sensibili per me. Però non ho informazioni sicure, non ho informazioni talmente reali che mi possa dire credi in questo, sta con questo. Prima di tornare una decisione, generalmente mi informo e cerco di capire realmente come è la verità, direttore. Allora, grazie anche a Giorgio Tronca. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Focus. Grazie, a presto, buon lavoro. E qui in studio Giorgio Tronca, prima il Veneto. Prima Arrivederci, il Veneto, Tronca. non lasciatevi intorpidire dai teatrini. Prima il Veneto, punto. Prima il Veneto, punto.